svolta nell'omicidio di Mattia Caruso, il trentenne ucciso ad Abano Terme. In mattinata i carabinieri hanno fermato Valentina Boscaro, la fidanzata che era in auto con lui. Abbiamo litigato, ho usato il suo coltello a Serramanico. Il delitto risolto dopo 4 giorni di indagini serrate di caccia all'uomo. Valentina Boscaro aveva raccontato dell'aggressione da parte di un estraneo, poi il crollo. Voleva aiutare la sua patria, ora cercheremo di andare avanti, parla ai nostri microfoni il marito di Mariana Triosca, l'infermiera ucraina residente a Villorba, morta nel paese in guerra mentre assisteva i soldati. Rimaniamo alla guida delle nostre regioni. Da Trieste i governatori Zaia e Fedriga si smarcano da ruoli di governo. Maroni punta sul presidente veneto per il dopo Salvini. Nuova protesta in Piazza dei Signori a Vicenza contro il caro bollette. Commercianti, imprenditori e cittadini chiedono interventi immediati. Polizie militari americani della caserma Ederle fianco a fianco oggi per la celebrazione del loro patrono comune San Michele Arcangelo. Laurea honoris causa in scienze e tecniche delle attività motorie all'Università San Raffaele di Roma per Federica Pellegrini. L'onorificenza conferita questa mattina è una giornata incredibile, il coronamento di una parte della mia vita, dice. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la svolta nell'omicidio di Mattia Caruso, il trentenne di Albignasego, trovato morto in una piazzola di Abano Terme. In mattinata i carabinieri hanno fermato Valentina Boscaro, la fidanzata che era in auto con lui. La donna al termine dell'ennesimo interrogatorio ha confessato. Un racconto lacunoso che aveva lasciato negli inquirenti molti dubbi. È svolta nell'indagine sull'omicidio di Mattia Caruso, il trentenne di Albignasego morto nelle prime ore di lunedì dopo un inutile corso in ospedale colpito da una coltellata al cuore. In mattinata è stata prelevata dalla sua abitazione Valentina Boscaro, 31 anni, padovana, la fidanzata di Mattia Caruso, in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Ha confessato l'omicidio del giovane Valentina Boscaro, crollata in caserma nel corso dell'ennesimo interrogatorio. Sono stata io, ha detto Valentina Boscaro, che ha ammesso di avere colpito Mattia con il coltello della vittima dopo un litigio. 4 giorni di indagini con la donna che gli investigatori del reparto operativo dei carabinieri di Padova continuava a ripetere la sua versione dei fatti, di avere trascorso la serata di domenica tra Torreglia e Montegrotto ai laghetti di Sant'Antonio con Mattia, di averlo atteso in auto mentre parlava con un uomo incappucciato che poi sarebbe fuggito, di essere partita da lì con Mattia alla guida e senza accorgersi che l'uomo era ferito fino a quando si era fermato in una piazzola di sosta lungo via dei Colli Euganei ad Abano Terme, dove era sceso dall'auto crollando sull'asfalto. Una versione che ha retto in questi giorni di indagine fino alla svolta, quando per Valentina Boscaro è scattata l'accusa di omicidio volontario. Riavvolgiamo il nastro di questa tragedia. 4 giorni, dicevamo, di indagini serrate. Facciamo il punto. Era scattata una vera e propria caccia all'uomo dopo la morte di Mattia Caruso. I carabinieri alla ricerca dell'aggressore avevano ascoltato per ore e ore i testimoni, le persone presenti nella serata di domenica ai laghetti di Sant'Antonio, gli amici, la famiglia di Mattia e soprattutto lei, Valentina Boscaro, la fidanzata del trentenne di Albignasego. Avevano passato al setaccio le telecamere di sorveglianza alla ricerca di qualche traccia e non hanno mai smesso di cercare l'arma del delitto, quella che aveva colpito Mattia nella zona del cuore, togliendogli in poco tempo la vita. Il racconto di Valentina Boscaro da subito ha suscitato dubbi e perplessità negli inquirenti, accentuati dal fatto che mentre nell'auto e sulla piazzola di sosta lungo via dei Colli Euganei sono visibili tracce di sangue, all'esterno dei laghetti tra Montegrotto e Torreglia non ne sarebbero state notate. Restava poi un'altra domanda: come aveva fatto Mattia, colpito a morte, a guidare per 2 chilometri senza che la donna si accorgesse di nulla? A questi interrogativi si pone un primo punto fermo. Valentina Boscaro ha confessato ed è stata fermata con l'accusa di omicidio volontario. Nel frattempo si attendono gli esiti dell'autopsia disposta sul corpo del trentenne.
Dal Padovano alla Marca per parlare del caso di Mariana Triosca, l'infermiera ucraina 37enne residente a Villorba, morta nel paese in guerra mentre prestava assistenza ai soldati, voleva aiutare la sua patria. Ora cercheremo di andare avanti, così dice ai nostri microfoni il marito Edgardo. Mi diceva che stava lì per liberare l'Ucraina dall'invasione russa, che voleva aiutare gli ammalati, i feriti. Era in un ospedale da campo. Davanti alla tragedia del suo popolo, Mariana Triasco ha lasciato tutto, il marito Edgardo e i 2 figli di 10 e 14 anni, troppo forte il richiamo della sua terra martoriata dalle bombe russe. È aprile quando la 37enne infermiera decide di rientrare nel paese, lasciando l'abitazione nella quale risiedeva da una decina d'anni a pochi passi dalla chiesa di Villorba. Mariana intraprende così il percorso inverso rispetto a quello di altre giovani madri in fuga con i loro figlioletti. Lei aveva cercato di dissuaderla in aprile. Certamente, però siccome già da giovane aveva partecipato come attivista alla rivoluzione arancio di Yulia Tymoshenko, comunque era già predisposta a difendere la propria patria. La morte pochi giorni fa al fronte, a una ventina di chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhia. A ucciderla un colpo a tradimento. Stava assistendo dei soldati feriti ed è stato colpito da un drone. Da un drone russo. Esatto. E lei come ha avuto questa notizia? Dalla sorella, che è stata contattata dall'autorità locale. Nell'ultimo periodo le comunicazioni con la moglie erano sempre più difficili, racconta Edgardo. Fin quando stava verso la parte occidentale ci sentavamo tutti i giorni. Poi nel Donbass più o meno ogni 3-4 giorni, per pochi secondi, perché c'erano molti bombardamenti. E ai figli che cosa diceva? Che vuole bene, le solite cose, è tutto qui. I funerali si sono tenuti nella città natale di Trostianets. Il feretro, avvolto nella bandiera ucraina, è stato accompagnato da un lungo corteo, come raccontano anche le televisioni del paese. Io non sono potuto andare, sono stati funerali di Stato, partecipato tutto il paese, più le autorità, più i militari. Cosa ha detto ai suoi figli? La verità, che dovevo dire. Come hanno reagito? Insomma, ci dobbiamo riprendere. Lei cosa pensa di tutto questo? È orgoglioso di quello che ha fatto? È più arrabbiato? Allora io ho tutto, orgoglio, rabbia, e spero che la guerra finisca presto in modo che non ci sono altri morti. Dalla cronaca alla politica, rimaniamo nelle nostre regioni. Rispondono così Zaia e Fedriga alla possibilità di un ruolo nel governo Meloni. Stessa risposta anche sulla possibile candidatura a segretario della Lega al posto di Salvini. Intanto il Partito Democratico si prepara a un confronto sul risultato del voto. Io mi devo occupare del Veneto. Fra l'altro avete visto che grosso progetto, forse il più grande della storia a livello nazionale, che sta interessando il Veneto, è quello di Intel, e qui mi fermo perché non posso dire altro. E se io mollassi il Veneto significherebbe che molti dei progetti, non solo questi, rischierebbero di non vedere la luce. E ce n'è uno fondamentale per noi che si chiama autonomia. Mi piacerebbe continuare in Friuli Venezia Giulia, ricandidarmi, come ho sempre detto, ricandidarmi il prossimo anno, e dopo ovviamente dipenderà dalla fiducia che vorranno darmi i cittadini di questa regione. È un coro unanime quello dei presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, che hanno risposto a margine di un incontro a Trieste sulla possibilità di un ruolo nel nuovo governo. Resteranno insomma nelle rispettive regioni, rifiutando eventuali incarichi. Alla domanda su una possibile candidatura a segretario della Lega, come auspicato da Roberto Maroni, il governatore Zaia non lascia nessun dubbio. Non ho nulla da dire, dice, il mio cuore è in Veneto. A chi gli chiedeva se fosse possibile una staffetta con Fedriga nella segreteria della Lega, risponde: Ma che staffetta? Massimiliano è un bravissimo governatore, io spero, ma so che lo vuol fare, che si candidi ancora, ci sarà la sua candidatura e ci sarà un'altra occasione di governo, diciamo, da parte di una persona per bene di questa magnifica regione. Anche il Partito Democratico si prepara ad analizzare il voto, sicuramente deludente. Andrea Martella, segretario regionale sul congresso che dovrà eleggere il nuovo leader, ironizza: non siamo solo noi. Intanto è una notizia, se sarà vera, che anche gli altri partiti come
la Lega faranno un congresso. Noi siamo abituati, come sempre, a confrontarci nel merito sull'esito dei risultati elettorali. Non c'è dubbio che nazionalmente questo nostro risultato sia stata una sconfitta. Letta se ne è assunto la responsabilità, non solo ha detto dobbiamo discutere di tutto questo, ma facciamo un vero e proprio congresso in cui rimettiamo al centro non tanto e solo il successore di Letta, quanto piuttosto l'identità che il Partito Democratico deve avere. Il nuovo governo, spiega Martella, dovrà pensare a risolvere questioni importanti ed urgenti. Oggi le famiglie hanno bisogno di risposte concrete che mettano al centro i loro bisogni, a cominciare da quelli di carattere economico. È per questo che noi abbiamo detto sempre fino a qui, anche durante questa difficilissima campagna elettorale, contrasto all'inflazione, tutela del potere d'acquisto delle famiglie, capacità di abbassare i costi delle bollette e di aiutare tutte quelle persone che stanno vivendo in una situazione di difficoltà. Ed è stato rieletto alla Camera nelle file del Partito Democratico anche il padovano Alessandro Zan, che riparte dai diritti civili. Torna in Parlamento per difendere i diritti dei cittadini a partire dal testo del DDL Zan affossato nella scorsa legislatura. Il deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan, che così si pone nei confronti della maggioranza di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia. Noi faremo opposizione a questa maggioranza e lo faremo con severità ma anche in modo costruttivo quando ci saranno le occasioni per collaborare. Temo però che dagli annunci che ci sono stati questa destra cercherà di limitare i diritti delle persone, in particolar modo i diritti delle donne già faticosamente conquistati in questo paese, ed è per questo che noi non faremo nessuno sconto, anzi saremo pronti a protestare, a fare una dura opposizione per evitare che questo paese torni nel Medioevo. Un dato migliore è quello veneto per i Dem rispetto al resto d'Italia. È oggi il secondo partito in Veneto, terzo è la Lega, che ha subito un crollo nella sua regione d'origine, e questo sta a dimostrare che il Partito Democratico comunque ha una forza e una sua credibilità in questa regione. È molto più forte nei centri urbani che non nella provincia, e questo ci deve interrogare a lavorare molto di più in quelle zone che probabilmente hanno più bisogno di risposte, hanno più bisogno di vicinanza. A marzo il congresso, prima che di leadership, secondo Zan, si torni a parlare con i cittadini e con i territori. Noi siamo l'unico partito che dopo il risultato elettorale ha fatto una vera e propria autocritica e ha messo in discussione se stesso. Vedo che la Lega, che ha avuto un crollo, dice tutto bene Madama la Marchesa, e questo secondo me è un po' anche un insulto nei confronti degli elettori che ti hanno dato una chiara lezione, ed è su questo che poi devi ripartire. Noi come Partito Democratico abbiamo il diritto, il dovere anche e soprattutto di cominciare una riflessione parlando appunto di temi, parlando di politica, parlando di contenuti, per poi arrivare ad una leadership. Torniamo a parlare di caro bolletta, si torna a protestare a Vicenza. Il futuro lo vedo molto incerto e spaventa tanto per le persone giovani, spaventa per tutti, ma anche per chi ha il desiderio comunque di crearsi un futuro, fare una famiglia, ma si chiede anche semplicemente come potrà mettere al mondo un figlio se comunque le condizioni sono queste. Difficile immaginare il futuro per tanti degli imprenditori, cittadini, commercianti che si sono riuniti in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì di seguito per protestare contro il caro bollette e chiedere interventi urgenti. Tante le storie e le preoccupazioni. Io ho l'attività, io le bollette le pago mensilmente perché ho parecchi kilowatt, in media pagavo sui 570, l'anno scorso ho pagato 570 in luglio di quest'anno ho pagato 2.400 euro, cioè sono tante, e sto aspettando quella di agosto. E siamo avanti sempre di più occhi chiusi, non sai il futuro che ti aspetta perché stai vivendo nel terrore. Ho aperto un altro punto vendita nel paese vicino, dove sarei l'unico macellaio tra l'altro,
Devo dire che è partita anche abbastanza bene, ho aperto a giugno, fino a quando è arrivata la bolletta che supera il fatturato. E la prossima non la potrò pagare, quindi me lo farò dire dai nostri politici come le pagherò. Magari me lo dicono loro, lo farò. Però so già che la prossima non potrò pagarla e so già che sarà superiore all'altra. Un grido collettivo, fare qualcosa subito, a rischio attività, lavoro e di conseguenza la tenuta sociale del paese. Ci siamo trovati ad avere una bolletta che partiva inizialmente mediamente sui 25.000 euro e ad oggi, se noi produciamo a ritmo normale, ci aspettiamo una bolletta di 150.000 euro, che diventa una bolletta impagabile. Per il momento ce la facciamo, noi abbiamo fatto il conto un altro paio di mesi e poi dobbiamo mettere per forza mano al personale. Abbiamo 15 dipendenti e collaboratori più che dipendenti perché sono quasi come fratelli, ma purtroppo alternative non ne abbiamo. E intanto avanza l'ipotesi di continuare con le manifestazioni. C'è la volontà come comitato di coinvolgere anche le province vicine a noi ed è appunto in programma, adesso abbiamo alcuni contatti, vediamo se per la prossima settimana già riusciremo a mettere in piedi una manifestazione, comunque se non fosse la prossima settimana sarà nel più breve tempo possibile. Rimaniamo a Vicenza, dove Polizia di Stato e militari americani della caserma Ederle hanno celebrato il loro santo patrono comune, San Michele. San Michele Arcangelo è il patrono della nostra Polizia di Stato, ma non solo. Il santo, riconosciuto da cristianesimo, ebraismo e islam e raffigurato sempre come un guerriero che combatte il male, protegge anche i paracadutisti dell'esercito, compresi quelli statunitensi, in particolare la 173esima Brigata Airborne. Ecco dunque spiegato il festeggiamento congiunto nella chiesa di Santa Maria dei Servi in Piazza Biade, dove si sono trovati seduti fianco a fianco i vertici di polizia vicentina e dei paracadutisti americani della caserma Ederle. San Michele, come è stato ricordato, oltre ad essere il patrono della Polizia di Stato, è il patrono anche dei paracadutisti e in questo caso, poiché Vicenza ospita un reparto importante dei paracadutisti americani, vi ha questa tradizione, questa bellissima tradizione di festeggiare il patrono assieme. Una celebrazione che ha visto insieme americani e italiani, oltre alle istituzioni, ai consiglieri regionali vicentini e naturalmente al prefetto di Vicenza. Grazie per avermi dato l'opportunità di parlare un po' dell'importanza di San Michele per i paracadutisti. A celebrare la messa il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, che ha tracciato la vita di San Michele Arcangelo e ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro di protezione dei cittadini che svolgono quotidianamente. Nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nelle nostre istituzioni devono essere messe al sicuro, devono sentire di essere protetti, in questo caso da voi, anche altri, ma in modo particolare oggi voi. E poi da parte statunitense la preghiera del consigliere spirituale della caserma Ederle. When you were under the fig tree, I saw you. Nathaniel answered and said to him, Rabbi, you are the Son of God. Un rapporto, quello tra polizia e forze statunitensi, che si rinsalda ogni giorno. Vi è un costante rapporto, ci interfacciamo quotidianamente con loro proprio perché vi sono delle situazioni sulle quali entrambe le istituzioni possono dare il loro aiuto, sempre nell'ottica dell'interesse della cittadinanza. La messa è stata poi seguita dal consueto Family Day, una giornata di incontri nelle strutture e negli uffici di polizia dedicata ai familiari e ai cittadini. Ancora nel capoluogo berico per parlare di sicurezza cittadina, ci sono delle novità. I quartieri chiedono controlli e sicurezza e l'amministrazione di Vicenza risponde. Dal 3 ottobre, infatti, il venerdì e il sabato, la Polizia Municipale sarà in servizio con 16 agenti fino alle 3 del mattino per un'estensione del cosiddetto terzo turno che andrà dalle 21:10 alle 3 appunto, senza inserire una nuova fascia per tenere sotto controllo l'organizzazione interna. Per garantire la presenza della polizia locale in città, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ci rendiamo conto che è uno sforzo che chiediamo importante ai vigili rispetto ai quali naturalmente stiamo lavorando
lavorando anche per un impletamento del corpo, dell'organico della polizia locale, e su questo lavoreremo anche nei prossimi mesi per assumere nuovi aliquote di vigili urbani, e quindi lavoreremo in questa direzione. Allo stesso tempo però c'è necessità di dare una risposta alla cittadinanza che ce lo chiede. Ecco dunque che emerge anche la volontà dell'amministrazione Rucco di aprire concorsi e assumere nuovo personale per la polizia municipale, per accontentare i cittadini che chiedono di vedere divise in strada anche nelle ore più delicate, quelle notturne. Sicuramente va data in città e nelle aree più attenzionate. Non ci sostituiamo, sia chiaro, alle forze dell'ordine, ma vuole essere un accompagnamento, un supporto alle forze dell'ordine. Un esempio pratico: se avviene un incidente stradale, la polizia locale ha la competenza per intervenire e gestire rilievi e traffico, e per deviare eventualmente il percorso delle macchine, per evitare code e rallentamenti, ma la presenza notturna dei vigili permette alle altre forze di polizia di rimanere libere di intervenire dove è più necessario, garantire l'ordine pubblico e occuparsi di reati più gravi. A Padova ora per un importante taglio del nastro. Un anno di vita come progetto, una nuova sede per prendere la vera e propria forma di villaggio delle idee e dell'innovazione. Apre ufficialmente la sede del Le Village di Piazza Zanellato a Padova. Si rivolge al territorio e soprattutto ha avuto il consenso, la partecipazione del territorio, perché nel village abbiamo come partner la Camera di Commercio, l'Università, l'incubatore Galileo e l'Associazione degli Industriali. Un villaggio aperto con un direttore denominato sindaco. Il villaggio oggi esiste perché ci sono dentro i suoi abitanti, che sono le 34 start-up, i 44 abilitatori e poi le 18 aziende partner che hanno aderito al progetto ancora prima di avere l'immobile, quindi subito hanno creduto in questa attività. Dopo Milano e Parma, questo di Padova, a servizio del Triveneto, è il terzo village in Italia, 43esimo in Europa. Tra gli abilitatori anche gli imprenditori di Assindustria Veneto Centro. La più grossa perdita che possiamo avere è quella di non perdere soltanto i migliori talenti che escono dall'università, ma anche le start-up, le aziende. Le aziende le vogliamo far stare nel territorio, crescere nel territorio e continuare a stare nel territorio, però con una vocazione internazionale. Non possiamo più pensare di essere qua soltanto a Padova, ma dal Triveneto per andare a conquistare il mondo. Start-up ad alto contenuto di innovazione, quelle presenti nel villaggio, un progetto nato nel periodo della crescita post-pandemia che può contribuire a superare questo difficile momento. Oggi il quadro è un po' mutato, c'è la guerra in corso, c'è l'inflazione, c'è la penuria di materie prime e lungi dall'essere diventato più difficile è diventato più attuale. Abbiamo visto oggi, sperimentato quest'anno tutti, la necessità di fare qualcosa per la siccità, di fare qualcosa per il clima che cambia, e lo vediamo, lo sentiamo anche nei progetti delle aziende, quindi crediamo ancora di più di un anno fa in questo progetto. Federica Pellegrini ha ricevuto questa mattina la laurea honoris causa in scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate presso l'Università San Raffaele di Roma. È una giornata incredibile, sono veramente felice, ha commentato la nuotatrice. È il coronamento di una parte della mia vita, portare una tesi sul ciclo mestruale nelle atlete, un argomento a me molto caro, mi ha dato tanta soddisfazione. Sono arrivati anche i complimenti di Giovanni Malagò, presidente del CONI e presente alla cerimonia. È tutto dal Veneto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Benvenuti al meteo. Una forte perturbazione di origine nord atlantica è attiva sul paese, portando un nuovo importante carico di precipitazioni. Il dettaglio di venerdì 30 settembre. Sul Veneto il mese si conclude con un cielo piuttosto nuvoloso e con piogge diffuse, più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Probabili rasserenamenti poi in serata. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 14 e i 19 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo coperto anche qui con piogge abbondanti e intense, anche temporalesche, specie sulle zone di pianura e sulla costa. Soffierà vento da sud, in genere moderato. Temperature minime sui 13-15 gradi, massime intorno ai 17-20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il contesto sarà di instabilità con molte nubi e piogge diffuse nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 10-12 gradi, massime sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.